ci presentiamo davanti a voi dopo aver fatto tanti banchetti in tutto questo periodo, in tutti questi ultimi mesi. Forse ci conoscevate, ci avete già conosciuto, però oggi siamo qui davanti a voi a dirvi cosa abbiamo fatto e quello che pensiamo di fare nel prossimo futuro. Per cominciare vorrei riportarvi una mia esperienza personale. Io avevo una persona, un parente, ricoverato in ospedale per un'operazione abbastanza importante. Tutto bello, tutto buono, ottima assistenza, fantastico, tutto, però nella stanza sono 4 letti, 3 erano occupati di tanto in tanto, di giorno in giorno, da altre persone, tutti fuori reparto, tutti che avrebbero dovuto essere ricoverati in qualche reparto di medicina, e invece per mancanza di letti erano in chirurgia. Non è una cosa molto buona questa. Io ero un pochino preoccupata perché queste persone ancora in attesa di diagnosi, non si sa perché, che cosa hanno, cosa non hanno, vicino a una persona appena operata e per un'operazione anche importante, potrebbe essere, secondo me, anche un pochino pericolosa. Quindi questo problema dei fuori reparto è un problema gravissimo. Persone che poi non stanno neanche in quel posto per tanto tempo. C'era uno che stava malissimo, non si sapeva per che cosa era ricoverato, era in attesa di esami e aveva trovato posto in chirurgia. Il giorno dopo vado, non c'è, oddio, ho detto l'hanno spostato. E sì, mi dice l'infermiera, lo portiamo, l'abbiamo portato nel reparto di competenza. Arriva la moglie, non trova il marito e dico guardi, l'hanno portato nel reparto. E questa va dall'altra parte, va in cerca del marito. Il marito dopo un quarto d'ora torna con la barella. Perché nel frattempo, nel tragitto tra la chirurgia e la medicina, il posto è stato occupato, quindi è tornato indietro. Questa cosa si è verificata 3 volte. Ogni giorno questo spostamento tipo pacco postale da un reparto all'altro. Non è che faccia bene ai malati, questa è una cosa veramente molto preoccupante. Però questo è uno dei tanti casi. Adesso io vorrei farvi sentire un'esperienza della mia amica Alessia, qua vicino, che anche lei ha avuto qualche problema di questo tipo. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io volevo riportare un'esperienza che non mi ha toccato personalmente, ma che ha toccato una persona di famiglia molto vicina a me, coetanea peraltro, e che riguarda più che altro i tempi di attesa lunghissimi, esasperanti, per poter fare degli esami. Questa persona è stata in fine anno scorso, ottobre, novembre, sottoposta a varie visite mediche, dopo le quali si suggeriva una colonoscopia. Trattandosi di una persona giovane e tutto sommato non grave, ecco che i tempi di attesa sono diventati di oltre 6 mesi. Ora, potete benissimo capire, so che questo è uno dei tanti casi che si portano così ad esempio, che ognuno di noi avrebbe qualcosa da dire, non solo sui tempi d'attesa degli esami, ma anche per le operazioni, o i casi dei fuori reparto, che seppure li ha nominati la nostra Edvige, abbiamo letto sul piccolo, abbiamo letto sui giornali, sembrerebbe che questi casi si siano un po' ridotti. A noi piacerebbe pensare, e fa piacere, che magari proprio con lo sforzo e le firme che abbiamo raccolto di tutti voi, tutti noi insieme, magari qualche piccolo merito lo abbiamo anche noi nell'aver smosso qualcosa. Ecco, quindi questo ci rende in un certo senso anche un po' fieri del lavoro che stiamo facendo e ci sprona a continuare. Tornando all'esperienza personale, ecco che cosa resta alla persona? O la scelta di andare fuori Trieste, dove magari la colonoscopia può essere effettuata in tempi più brevi, però questo implica che cosa? Per una persona che lavora, perdere un giorno di lavoro, magari farsi anche accompagnare da qualcuno, oppure resta l'opzione di aspettare e magari sottovalutare, sottostimare quella che
preoccupazione di un medico che ha consigliato la colonoscopia, perché se devo aspettare 6 mesi evidentemente allora forse non serve, se devo aspettare così tanto. Quindi ecco che non mi pare più che questa sia una scelta, mi pare più che altro una deviazione, un depistamento da quello che è un bisogno della persona, la necessità di essere curato e di fare anche in un certo senso prevenzione, perché se una persona giovane ha la possibilità di effettuare degli esami e di conoscere per tempo la sua situazione, ecco che un domani anche peserà di meno la sanità. Questa è un po' la mia opinione e il mio caso personale, ma non è l'unico. C'è Bruno qui che parlerà del suo caso, lo invito a parlare, che riguarda tempi di attesa non per gli esami ma per interventi. Ecco. Sì, il mio è proprio un caso personale perché in dicembre, alla fine di dicembre, ho avuto un attacco di ernia inguinale. Il giorno 24 vado dal mio medico di base, mi fa la prescrizione, vado al CUP immediatamente e mi danno una visita per un chirurgo, perché il medico mi ha mandato dal chirurgo, per il giorno 31. E fin qua potremmo anche andare bene, c'era 25, 26, Natale, eccetera. Dolori che non vi dico. Chi ha avuto un'ernia inguinale sa di cosa parlo. Vado al 31 dal chirurgo dei Catinara. Mi dice sì, lei dovrà essere operato. La metto in nota. Dico va bene, circa quanto crede? Ma non so, ci vorranno dei giorni, settimane. Dico ma con i dolori che ho, non so che farci. E così. Bene, il giorno 5 di gennaio, non chiamato da nessuno perché hanno detto che mi avrebbero chiamato dal maggiore, vado a cercare al day hospital se si sa qualcosa di me, del mio caso. Il giorno 5 non trovo nessuno perché era un lunedì tra la domenica e il martedì che era l'Epifania, quindi non c'era nessuno al day hospital, pazienza. Ci torno il giorno 7, mi dicono ah sì, giusto, lei in questo momento avevamo la sua pratica e adesso le diamo l'appuntamento per le prove per il giorno 19. Dico, siamo il 7 e devo aspettare altri 12 giorni? Eh sì, per l'appuntamento. E poi per l'operazione? Teoricamente potrebbe passare 4 mesi, ma solitamente si riesce a far prima. Grazie, consigliato da altre persone, ho detto vado a una visita privata. Sono andato a una visita privata in una clinica cittadina, sono stato accolto il giorno dopo che ho chiesto la visita, 3 giorni dopo ero sotto i ferri. Questa è la differenza tra l'assistenza sanitaria pubblica e l'assistenza sanitaria privata. Ringrazio. E da questi piccoli esempi avete capito che poi noi ci siamo incontrati per vari motivi, ci conoscevamo prima e abbiamo deciso, scambiandoci queste informazioni e queste esperienze, che qualcosa bisognava pur fare. Non si poteva continuare a aspettare che qualcosa dall'alto piombasse su di noi a supporto, in aiuto dei bisogni dei cittadini. Ci siamo messi insieme Ilaria Romanzini, Alessia Fabretto, Edvige Ackerman, Furio Baldas e tanti altri che ancora sono in giro in questa sala. Abbiamo deciso che non possiamo più subire le decisioni dall'alto, che dobbiamo poter dire la nostra. Della nostra attività hanno saputo anche i comitati che si sono formati in regione. Ci siamo incontrati e abbiamo detto bisogna costituire un comitato regionale perché i problemi sono di Trieste, ma non solo di Trieste, sono anche di altri centri della regione. Abbiamo qui con noi alcuni rappresentanti di questi comitati regionali e do subito la parola a Monica Ferragotto di Gemona, perché a Gemona hanno dei grossissimi problemi. La prego di essere concisa perché siamo in ritardo e il tempo vola. Grazie, sarò brevissima. Grazie dell'invito. Allora, noi a Gemona non è solo da adesso, sono 21 anni che lottiamo per la difesa della sanità. L'ospedale di Gemona è uno di quelli che insieme al Maggiore, a Sacile e a Maniago
e Cividale hanno subito proprio la tagliola, proprio ci hanno tagliato del tutto. Grazie a queste manifestazioni, alle manifestazioni in piazza, è che siamo riusciti in tutti questi anni a salvare l'ospedale. Noi adesso abbiamo deciso proprio di unirci tutti i comitati per creare questo movimento, che è un comitato insieme dove ci uniamo per cercare delle strategie insieme, perché come sempre, come ha detto anche Dice, queste cose calate dall'alto non ci hanno portato a niente di positivo. Purtroppo abbiamo visto che le politiche sperimentali che sono state applicate a Gemona sono state politiche che stanno portando sempre più gravi problemi. Un ospedale come Gemona non può essere chiuso, è un ospedale antisismico dalle fondamenta, è un ospedale nuovo, perché è recente, non è un ospedale che abbia tantissimi anni, perciò è recente, è fatto con tecnologie moderne, ed è incredibile pensare, assurdo pensare che questo ospedale venga chiuso. Poi abbiamo visto anche che questa riforma non ha guardato in faccia al territorio, perché è assurdo che la AS numero 3 dell'Alto Friuli adesso sia Alto Friuli Collinare e comprenda da Tarvisio e giù sia la forma di una T, comprenda tutta la parte del Codroipese fino a Barmo. Sa 68 comuni che devono decidere e mettersi assieme, è impossibile, è gravissimo quello che sta succedendo. E poi anche noi per il problema abbiamo solo un'ambulanza per un vasto territorio, abbiamo veramente dei gravissimi problemi. Poi una cosa che ci siamo sempre chiesti: come mai fino a qualche mese fa funzionava benissimo in rete Gemona con Tolmezzo, adesso non va più bene, cancelliamo Gemona per mettere dentro San Daniele, quando potevano lavorare in rete tutti e tre, far funzionare le loro specialità tutti e tre. Perché tra l'altro abbiamo visto che questa è una riforma che non porta al risparmio, è semplicemente una ridistribuzione delle risorse, dandole a quelli che hanno quegli ospedali grandi che hanno bisogno di più risorse. Però non c'è la centralità del malato, come dice nella prima parte della riforma, perché se uno parla della centralità del malato, non è il malato che si deve spostare, sono i medici che devono spostarsi nei nosocomi per prestare servizio, specialmente quelli che sono in rete. Invece non è così. Abbiamo visto anche nella stampa in questi giorni, dove adesso noi possiamo, attraverso il CUP, che sarà uno solo, prenotare una visita, se vogliamo, anche in un altro ospedale. Chi da Trieste può venire anche a Gemona per una visita. Questo, come abbiamo detto prima, quanto può costare alle famiglie, al malato. E poi anche le cose assurde: opero da una parte ma faccio la degenza in un'altra. E quanto questo veramente non si tiene conto della popolazione. È una riforma calata dall'alto senza ascoltare i cittadini. Noi abbiamo iniziato a protestare ancora quando la riforma era una bozza, in aprile del 2014. In quel momento lì, e noi ci hanno chiamati allarmisti, populisti, tutto quello che ci potevano dire ce l'hanno detto. Campanilisti anche ci hanno detto: ma noi non lo facciamo per campanile, perché Gemona è una zona centrica, siamo a mezz'ora da Udine, mezz'ora da Tolmezzo, mezz'ora da San Daniele. Ma noi pensiamo a tutte quelle vallate che sono in su, Tarvisio, Resia, che non hanno queste possibilità. Perciò io spero che questa unione che è nata adesso fra tutti i comitati ci portino a una grande mobilizzazione e far sentire veramente la nostra voce, perché dobbiamo farci sentire. Grazie. Voglio ancora dare un momentino la parola al signor Palizza, che è di Cividale del Friuli. Cividale del Friuli è noto per alcune cose che sono successe recentemente. Buonasera, Pietro Palizza, Cividale Valle di Bertisone. Parlando di casi più o meno personali, un mese e mezzo fa è morto un mio amico perché l'autoambulanza, che normalmente può impiegare 8 minuti per venire da Cividale, le vanno impiegato 40 minuti. È impiegato 40 minuti perché non c'era personale. Non si sente bene. È impiegato 40 minuti perché non c'era personale.
Questo è uno dei tanti casi, non tutti i casi vengono alla luce. Dicevano i miei colleghi e amici di Gemona, di Trieste, è nato un movimento per la salute. Questo movimento noi vogliamo riprenderci alla sanità di tutti. Piccola parentesi, non dobbiamo essere egoisti perché non ci è toccato il problema, domani ci toccherà, magari un amico, magari un familiare, magari noi stessi. Quindi la sanità, è stato detto tante volte, è la cosa primaria, non dobbiamo dimenticarlo. Noi dobbiamo ringraziare Gemona, sono i primi che sono partiti, Cividale ha seguito a Roma, quindi se combattiamo per una cosa in cui crediamo, sicuramente vinciamo. Trieste non ha problemi di essere richiuso l'ospedale, però problemi che vengono tolti in certi servizi. L'obiettivo principale di queste riforme, o meglio dire, di questa riforma, non è chiudere o aprire un ospedale, togliere un servizio a quell'ospedale là e privatizzare la sanità. Cosa significa privatizzare la sanità? Ci sarà una sanità pubblica dove si verrà curati, lasciamo perdere voi. Per chi ha soldi, non tutti sono acculturati, ci saranno delle cliniche, degli ospedali convenzionati, dove chi potrà pagare potrà essere curato. Non credo che questo sia giusto, non credo che questo sia onesto, non credo che questo sia uno spirito democratico. Quindi ci riprendiamo la sanità, non deleghiamo più nessuno, perché la sanità, come è stato detto, tocca a tutti, oggi noi, domani i nostri figli. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Sì, io volevo aggiungere solo una cosa. Il nostro è un comitato di cittadini che intende essere apartitico. Significa che noi vogliamo poterci muovere liberamente, proprio riprendendo il discorso della sanità come bene di tutti, di ciascuno di noi. Ecco, detto questo, abbiamo fatto la raccolta firme e durante la raccolta firme capita che le persone si fermino e ci espongano anche i loro casi. Alcuni di questi riguardano la clinica urologica e lì abbiamo voluto andare un attimino più in profondità, quindi ci siamo informati e abbiamo riscontrato quello che poi diceva anche in conferenza stampa il professor Belgrano, che ha raccontato che ci sono più di 500, si stima tra 500 e 1000 pazienti che aspettano 2, 3, anche 4 anni e non sanno esattamente quando potranno subire un intervento per ipertrofia prostatica. Questo è un problema perché come problematica si acuisce col tempo e non sapere quando si potrà essere operati costringe la persona a convivere con grosse difficoltà. Spesso queste persone hanno anche bisogno di un catetere, i medici che sono in sala penso non mi contraddiranno, e in questo caso si ha un aggravamento tale che permette di essere operati in tempi più brevi, ma da quello che diceva il professor Belgrano comunque 6 mesi, 1 anno, e in ogni caso le complicazioni poi ci sono anche nel momento dell'intervento chirurgico, ci sono anche più rischi, si parlava anche di maggiore sanguinamento, cosa che potrebbe essere durante l'intervento evitata se ci fosse l'apposita apparecchiatura, cioè una tecnologia che poi è un laser che a Trieste non c'è. Ecco, allora queste sono le problematiche, quelle che abbiamo elencato tutti noi e queste che aveva riportato il professor Belgrano, e noi vorremmo, approfitto della presenza della dottoressa Laura Stabile, per chiedere se ci possono essere delle soluzioni, che cosa si può fare, e la inviterei qui a venire per un suo intervento a dirci proprio cosa pensa lei e cosa potremmo fare. Sono Laura Stabile, lavoro come medico ospedaliero e sono anche rappresentante regionale della NAOASOM, del sindacato dei medici ospedalieri. E la prima cosa, anche noi, anche i medici ospedalieri, temono proprio per il servizio sanitario pubblico, perché da anni i progressivi, da anni chiusure, minacciano la sanità pubblica. Noi avevamo parlato di un servizio sanitario pubblico che sarebbe diventato sanità povera per i poveri, mentre appunto il rischio è che si smantelli il sistema universalistico e solidale per andare verso una privatizzazione, un'attività privata nella sanità.
E noi ovviamente non abbiamo una formula, una ricetta per risolvere immediatamente le cose. Certo è che i tagli di spesa sono stati importanti in un momento difficile. I tagli continuano a essere, parleranno di costi standard, però i tagli sono in sostanza lineari, cioè si taglia più o meno uniformemente tutte le sedi, si livella verso il basso. Allora io credo che si debba ripensare il futuro della sanità, una riforma della sanità pubblica, man mano d'accordo con i professionisti. Cioè i professionisti sanno benissimo che ci sono ancora possibilità di ridurre gli sprechi, di ottimizzare le cose, però qualsiasi iter di una riforma deve procedere insieme, d'accordo, sentendo nelle diverse discipline, nelle diverse situazioni, i professionisti che lavorano. È importante anche un contatto, credo, a questo punto, in questo momento difficile, tra professionisti e organizzazioni di cittadini, cosa che stiamo facendo e mi pare che il vostro gruppo stia cercando di fare in modo molto positivo. Cioè teniamoci in contatto e cerchiamo di confrontarci e spenderci insieme, perché il fine è comune, sicuramente comune. Grazie. Adesso volevo lanciare una piccola provocazione, una cosa del tutto personale, però pensiamo che se si sta facendo un livellamento verso il basso, forse che potremmo anche finire e ridurci ad andare, che ne so, dal cinesino di turno che ha messo su il suo ospedale sotto banco, che nessuno sa, e che però è sotto casa mia e io vado a curarmi lì per una convenienza di costi e anche di vicinanza. Non so se mi perdonerete, ecco, per aver lanciato questa provocazione, però mi fa riflettere, ecco, che non ci siano lunghe attese di persone, di cinesi che hanno una medicina millenaria alle spalle, e com'è che non si ammalano questi? Allora possiamo andare da loro, no? Mi viene così da pensare. Però ecco, diciamo, è una riflessione del tutto personale. Invece bisognerebbe potenziare il territorio, bisognerebbe vedere nel concreto quello che la riforma promette. E allora, Dino Trento, per piacere, mi aiuti, visto che è la persona forse più indicata come PING, medici di medicina generale, a dare una risposta, se possibile, su questo. Buonasera. Senza voler togliere una medicina millenaria. Anche perché abbiamo anche dei bravissimi colleghi che praticano la medicina cinese, facendo agopuntura eccetera, che sono molto bravi, per cui nulla togliere alle medicine alternative. Gli argomenti che ho sentito sono veramente importanti, soprattutto le persone che sono venute a trovarci a Trieste dal Friuli hanno portato sicuramente due temi che sono importanti e scontanti, perché è vero che in una città come Trieste c'è un ospedale a ogni tiro di fionda, quindi tutto sommato siamo dei privilegiati. Così non è invece se andiamo per esempio a Cividale. Io ho lavorato alcuni mesi a Cividale, ho fatto la guardia medica quando ero giovane, in periodo invernale, con la neve, e devo dire che le valli del Matisone sono belle toste. Provare ad andarci su da soglia era difficile, mi ricordo che bisognava montare alle ambulanze le gomme chiodate. È stato un bel periodo avventuroso, diciamo, però voglio dire è importante che quindi quel presidio sia assolutamente lasciato, potenziato, tecnicamente supportato da tutto quello che deve esserci, perché è impensabile che effettivamente le periferie debbano per forza rivolgersi agli ospedali centrali. Questa è una vecchia e dannosa questione che è stata studiata dagli economisti di tutto il mondo. Ci sono vari modelli, c'è quello della centralità delle periferie o viceversa se deve fare una rete di periferia ben organizzata. Quindi, tecnicamente il famoso hub spoke di cui la nostra riforma prende anche spunto. Però bisogna dire che uno dei principi che assolutamente non vanno derogati è la capillarità e la vicinanza dei servizi al cittadino. È impensabile oggi come oggi spogliare le periferie delle città, così come i paesi, i piccoli paesi della bassa friulana, anche dove ho tanti amici che lavorano, e depauperarli di quei pochi presidi che sono ancora quelle certezze
per il cittadino, che sono l'ambulatorio del medico di famiglia, che sono le farmacie, il farmacista è comunque una persona di riferimento nei paesi, ma anche nei rioni delle città grandi. E, dicevo prima, anche una volta c'erano le caserme dei carabinieri, quelle disseminate per i paesi, per i rioni, che davano la sicurezza di un controllo della sicurezza pubblica e della salute molto capillare. Questo qua è un modello che secondo me è vincente ancora oggi e va mantenuto. Guai a pensare di chiudere quindi gli ambulatori della medicina generale, quelli che noi abbiamo in 30-40 anni di lavoro messo a disposizione nostri di proprietà o in affitto, ma messi a disposizione ai nostri pazienti a spese nostre. Guai volerli chiudere per ammassare tutti i medici dentro i distretti o dentro dei grandi casermoni dove in maniera impersonale si turnano e diventano un po' tutti medici di tutti. Direte, ma quando mai si è parlato di spezzare il legame fiduciario tra il medico di famiglia e il suo paziente? Per adesso mai, ma l'ultimo diciamo, atto di indirizzo si chiama tecnicamente, che le regioni hanno presentato a livello di conferenza Stato-Regioni e va in questa direzione. C'è il rischio che gli ambulatori dei medici vengano chiusi perché vogliono togliere ai medici una quota di incentivazione che serve per tenere aperti i propri ambulatori, spostarla su queste grandi medicine di gruppo dentro i distretti e di fatto chiudere gli ambulatori piccoli nostri periferici dove la gente è affezionata a venire perché trova anche il personale di riferimento. Cioè la mia segretaria ha 25 anni che lavora, conosce tutti, cioè li conosce, li vede negli occhi, cioè una cosa incredibile. E in quel caso probabilmente il nostro personale va anche a casa, quindi bisognerebbe anche lanciare un punto di dolore e di allarme ai sindacati non medici, ma dei nostri personali di studio, perché in regione credo che ci siano 600 dipendenti che rischiano o rischieranno il posto di lavoro. Se le regioni vorranno andare in questa direzione faranno un danno al servizio sanitario nazionale enorme, perché tradizionalmente il nostro servizio funziona bene e funziona così. Volerlo cambiare in un momento tra l'altro di crisi e di risorse calanti, secondo me sarebbe una follia. Ancora dico solamente, volevo ancora un secondo, è notizia di oggi che credo che sia un assessore regionale della Sicilia ha fatto una proposta al governo proprio sull'inappropriatezza delle prestazioni mediche che si diceva. Allora, posto che in maniera burocratica si decide cosa è appropriato e cosa non è appropriato, l'ideona è quella di far pagare direttamente, detraendolo dalla busta paga dei medici, il costo delle prestazioni che i burocrati pensano siano inappropriate. Immaginate che tranquillità avrà il medico di lavorare quando penserà che prescrivendo un esame a una persona a fine mese potrebbe trovarsi la detrazione in busta paga del valore di quella prestazione. Se queste sono le grandi idee che vengono fuori, Dio ci salvi. Ricordano un articolo a passo sul piccolo dove si diceva che l'assessore regionale aveva parlato della necessità di fare tutta una serie di tagli e mi aveva colpito moltissimo perché diceva bisogna tagliare anche le flebo. Come si possono tagliare le flebo non riesco a capire, perché o uno ne ha bisogno o non ne ha bisogno. Se ne ha bisogno deve avere la flebo, bisogna farla. Io per mia fortuna in tutta la mia vita l'ho fatta solo una volta e all'estero, perché sono una persona fortunata, però chi ha bisogno di una flebo ha bisogno, non è che la possiamo tagliare per risparmiare. Sono discorsi questi veramente allucinanti. Parlando con i comitati regionali, in particolare con i colleghi del comitato di Latisana, voi direte che sono ingenua, che non lo so, non sono informata, ma vengo a sapere che durante la stagione estiva a Lignano Sabbiadoro c'è una ambulanza. Una. Ora pensiamo che in una città di mare possono succedere tantissimi incidenti in spiaggia, in mare. Allora
un guaio, cioè ricordarsi che solo uno alla volta e a distanza, perché altrimenti l'ambulanza non fa in tempo a portarvi in ospedale o alla Tisana o addirittura a Udine o da un'altra parte, non lo so. Ecco, mi sembra una cosa veramente allucinante che in un posto così frequentato e che vogliamo sempre più frequentato da turisti, anche stranieri, come Lignano Sabbiadoro, abbia un'unica ambulanza. È una cosa veramente pazzesca. In sala abbiamo il dottor Pandullo, presidente dell'Ordine dei Medici, che invito per sentire la sua opinione anche un pochino su questa riforma, su questi punti, ricordando che nel corso della conferenza stampa fatta poco tempo fa, proprio presso l'Ordine dei Medici, aveva annunciato la costituzione di un osservatorio della salute, e al quale noi abbiamo dato tutto il nostro applauso, perché riteniamo che possa essere uno strumento magnifico, stupendo di consultazione e di proposta. Do la parola al dottor Pandullo. Grazie anche per l'invito e grazie a voi di essere così presenti, numerosi, anche se venerdì pomeriggio. Mi ha fatto piacere sentire anche le testimonianze dei signori di Civitale e di Gemona, perché effettivamente molte volte noi triestini siamo così un po' ai margini dell'impero e sembra che le cose capitino tutte qua, ma invece no, effettivamente è una cosa che è trasversale. Cosa è stato fatto di sbagliato finora? Ma essenzialmente i decisori politici, ma tutti, il precedente governo, non si sono resi conto di due fenomeni: che la popolazione invecchiava e che le risorse per la sanità calavano. E ci siamo trovati in questa situazione adesso in cui devono fare dei tagli che sono assolutamente forzosi. La riforma sanitaria, che dire, probabilmente bisognava prenderla da un altro punto di vista, cioè potenziare il territorio, come diceva Dino Trento, per creare tutte quelle possibili alternative e regimi di sicurezza che rendono adeguato il ridimensionamento dei posti letto, o la chiusura degli ospedali, o la riconversione, chiamiamola come volete, perché sennò veramente ci troviamo in una situazione in cui il percorso viene fatto sicuramente a metà. Dal punto di vista degli sprechi, sicuramente noi, i medici, sono quelli che sono responsabili dell'80% delle prestazioni, ed è da dire effettivamente che il 30% di questo purtroppo sono molte volte inappropriate. Perché sono inappropriate? Perché c'è una medicina difensiva, per cui la gente molto spesso ha un contenzioso, quindi siamo costretti, per una questione essenzialmente di difesa, a prescrivere molte volte esami che non sono perfettamente necessari. Però non bisogna confondere questo con la necessità di fare degli esami. Sicuramente tutti in regione ritengono che abbiano il diritto e la possibilità di avere le stesse prestazioni in qualunque punto della regione siano residenti. Questa è sicuramente una cosa decisamente importante. Una regione, io ho lavorato in sanità da più di 30 anni e abbiamo costruito un sistema sanitario nazionale e regionale che è uno fra i migliori in Italia. E questo sicuramente con il contributo non dei politici, ma delle persone che lavorano. I medici, gli infermieri, tutti i professionisti di sanità hanno degli accumuli di straordinari orari che non avranno mai pagati, che sono clamorosi. E quindi c'è una dedizione e il sistema sanitario nazionale e regionale va essenzialmente avanti molte volte perché la persona non lavora più per orari, ma lavoriamo tutti per obiettivi e per senso di darsi al malato. Come ordine abbiamo piacere di essere invitati, di sentire la popolazione, di sentirvi voi, perché noi chiaramente abbiamo un vissuto che è chiaramente quello professionale, quindi non tutte le cose emergono. E quindi abbiamo voluto creare questo osservatorio della salute, l'idea è stata essenzialmente del mio amico e nonché vicepresidente Dino Trento, per cercare di dare qualche suggerimento costruttivo a quello che può essere effettivamente un miglioramento di quella che è la riforma sanitaria. Speriamo di venire ascoltati, speriamo che le voci che emergono da questa sala, da voi, da queste situazioni di criticità vengano ascoltate dai decisori politici e che lo facciano anche con tempi abbastanza celeri, tempi medici si dicono, dove la decisione deve essere decisamente rapida, perché effettivamente rischiamo di depauperare un servizio sanitario regionale che veramente è la perla all'occhio di questa regione, che per il 90% è con finanziamento e quindi con soldi pubblici, il privato è solo convenzionato, e
quindi cerchiamo di evitare che non si abbia quel rivolgimento che diceva Baldas di chi può si fa operare in casa di cura privata, ha la possibilità di andare nel privato, e chi non ha invece rimane in casa stessa. L'ultima battuta Dino Trento diceva dei cinesi, del fatto, c'era una vecchia clausola cinese che se il medico non riusciva a guarire il paziente veniva ucciso. Speriamo di non arrivare a quel punto là. Grazie. Grazie, dottor Fandullo. Ecco, io vorrei adesso fare un po' il punto concreto di questo incontro. Lo scopo di noi cittadini è quello di avere anche un aiuto da parte dei tecnici, dei professionisti nell'ambito della sanità, per cui io adesso inviterei l'Ordine dei Medici, il dottor Fandullo, i presenti qui, a stendere un documento con delle proposte che possano poi essere fatte nostre, aiutateci quindi come cittadini ad andare avanti e a proporre delle migliorie concrete in maniera tale che possiamo poi presentarle a chi di dovere nella sede più opportuna. E chiaramente poi noi ci faremo anche come dire, sentire da tutti voi, da tutti noi, da tutti i cittadini, per aggiornarvi costantemente su quelli che sono i nostri successivi step. Prego, come no? I colleghi, contattate l'Ordine di Udine. Potete farlo sicuramente, il collega Maurizio Rocco, un carissimo amico, è molto sensibile a queste tematiche relative al territorio, parlando a livello di Federazione Regionale degli Ordini sono emerse queste problematiche, quindi sicuramente ci fate un favore, perché ovviamente l'Ordine dei Medici in un ente, però non è unicamente per tutelare cosa che non è i medici, ma per sentire la popolazione e fare da, come dire, catalizzatore per le necessità della popolazione e la professione medica. Quindi sicuramente andate pure a nome mio, come si dice, e verrete sicuramente ricevuti, va bene? Grazie ancora una volta. Grazie di nuovo, quindi auspichiamo un prossimo futuro incontro con appunto una proposta concreta. E adesso però per ultimo Ilaria Romanzin, passo la parola a lei. A me spettano i ringraziamenti per essere qui questa sera, per averci aiutato finora, ma mi riaggancio alle parole del dottor Fandullo, abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto. Ad oggi siamo riusciti a raccogliere 4.000 firme, non sono poche. Ci siamo però prefissi un obiettivo ambizioso, che sono le 10.000 firme. Quindi noi vi chiediamo veramente di essere al nostro fianco, di camminare con noi. Se non avete firmato ancora, di firmare la petizione, di prenderla con voi e di farla firmare a tutte le persone che vi sono vicine, perché soltanto essendo tutti insieme potremo andare in regione e finalmente farci ascoltare con qualcosa di concreto. Ci trovate ai banchetti che stanno durante i weekend, il venerdì e il sabato, o in Viale 20 Settembre all'inizio, oppure all'incrocio tra via Dante, dove c'è la statua di fronte a Corin in pratica. E quindi noi siamo sempre lì, sempre pronti a raccogliere le vostre istanze, vi teniamo informati, o se ci scrivete sulla nostra mail, che è grupposalutets@gmail.com. Abbiamo anche un sito internet che è sempre aggiornato, con una rassegna stampa con tutte quelle che sono le nostre attività. È Gruppo Salute Trieste, cercando su Google ci trovate. Grazie ancora, e adesso per conoscerci ancora meglio vi invitiamo ad un brindisi per stare tutti quanti insieme. Grazie della partecipazione e buonasera a tutti. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, perché come ha già detto la signora che mi ha preceduto, soltanto l'unione fa la forza. Allora, noi veniamo da Gemona del Friuli, purtroppo nella capitale del terremoto, come ben voi conoscete. Siamo da 20 anni in lotta per difendere il nostro ospedale, l'ospedale San Michele, ricostruito nel 1985, completamente antisismico. La riforma prevede di trasformarlo in un cronicario e un numero di agenti e soltanto un po' di ambulatori, perché la mala politica ha deciso di sponsorizzare altre zone, penalizzando quella che fra l'altro è la più colpita dal terremoto e quella più svantaggiata anche a livello socio-economico. Quindi ripeto, sono 20 anni che siamo in lotta, continueremo anche per altri 20, abbiamo detto alla signora Tedesca, non sono problemi, però l'importante è che la popolazione, la gente comune come siamo noi,
capisca che soltanto la nostra voce compatta può far cambiare idea ai nostri governanti, di qualunque colore essi siano. Quindi non è un problema di natura partitica o politica, ma semplicemente di un diritto alla salute che noi consideriamo doveroso, necessario, in particolare per popolazioni come le nostre, che sono di area montana e pedemontana, che di tanti servizi purtroppo in questi periodi vengono a mancare, dove vengono tagliati appunto poste, ferrovie, trasporti, non ultimo adesso anche gli ospedali. Quindi i problemi che voi avete sono anche i nostri e quindi soltanto, ripeto, l'unione fa la forza. Noi abbiamo lanciato un messaggio tempo addietro che adesso sembra essere recepito anche da alcune forze politiche. Dobbiamo andare al referendum, perché questa gente non si muove, non si schioda. Hanno deciso qualcosa e lo vogliono portare fino in fondo. Sarà nostro compito, nostro dovere fare in modo che si ravvedano e che garantiscano al territorio regionale quel diritto alla salute che è necessario e che soprattutto alle popolazioni dell'Alto Friuli, della zona montana, parliamo delle valli di Mattisone, dove si vuole anche lì chiudere l'ospedale del Cirinale, è una cosa che ha del criminale, perché quella povera gente lì abbandonata nelle valli senza niente ha soltanto l'obbligo di poter rimanere in pace, tranquilla e non chiede null'altro. Un servizio minimo che è quello ospedaliero, quello del sanitario sul territorio, nient'altro. E anche noi non chiediamo niente di più, non chiediamo servizi particolari, non vogliamo avere nulla di più di quello che c'è adesso, ma quello che c'è adesso è il minimo indispensabile per un minimo di sopravvivenza sanitaria per quelle popolazioni. Quindi noi saremo al vostro fianco, ci ha fatto molto piacere questo invito, lavoreremo insieme e ripeto, dobbiamo arrivare al referendum. Soltanto in questo modo si riuscirà a ribaltare questa legge e fare in modo che non venga più scritta come adesso da oscuri burocrati che non conoscono il territorio regionale, tanto meno le loro esigenze e soprattutto da qualche barone che non vuol perdere i suoi privilegi. Grazie.